Cattolica e dintorni. Creare legami fra i gruppi, progettare iniziative che fanno leva sullo sport. E questo è l'obiettivo del Master di secondo livello Sport e Management Psicosociale proposto dalla Facoltà di Psicologia. Ascoltiamo insieme questa intervista alla professoressa Caterina Gozdori. Quali sono i principali problemi che affliggono le società sportive? Una bella domanda difficile, no, diciamo che mentre è noto insomma, per tutti quali sono gli aspetti di risultato, gli aspetti delle fatiche che a noi interessano sono quelle delle risorse umane, quindi di come riuscire a migliorare la qualità del servizio dello sport, per cui società sportive, federazioni, ma anche enti locali che lavorano con lo sport. I problemi che noi rileviamo come università, ormai sono 7 anni di questa proposta, arrivano diverse domande, sono soprattutto legati o a settori giovanili, nel senso che hanno da mantenere una rete forte tra giocatori, bambini che ormai hanno provenienze culturali, sociali molto diverse, ma anche le famiglie con le loro esigenze, gli allenatori che sono delle figure con delle competenze molto forti da un punto di vista tecnico, ma a volte poco o comunque meno preparati e con più fatica rispetto al tema relazionale, ma anche poi la rete con la società, con le esigenze anche di vittoria che chiaramente qualsiasi società sportiva viene. Come verrà organizzato il master? Il master è una proposta particolare, abbastanza trasgressiva devo dire per il panorama del management, perché ci sono proposte molto interessanti e molto valide però che toccano il tema del management, delle risorse economiche e dell'aspetto della comunicazione e del marketing. Questo si rivolge più in termini di gestire le risorse umane e quindi è un 1500 ore di corso in cui praticamente l'idea è quella di non replicare un corso universitario più tradizionale, quindi con qualcuno che apprende, qualcuno che spiega. Quindi fondamentalmente abbiamo delle testimonianze di esperti del settore, quindi dal mondo del giornalismo, dal mondo dell'allenatore, insomma in generale del mondo sportivo, si alterneranno poi a lavori e laboratori specifici su alcuni temi, per esempio sport e razzismo, piuttosto che progettazione dei settori giovanili, piuttosto che la qualità all'interno di fondazioni che utilizzano lo sport per costruire legami in contesti di povertà e la cosa credo più saliente, di cui io e il mio gruppo di lavoro andiamo abbastanza orgogliosi è il fatto che c'è una grossa parte di stage, sono 300 ore che noi garantiamo alle persone in contesti organizzativi e dei momenti individuali di supervisione sul lavoro dentro queste organizzazioni. Abbiamo in questi anni sviluppato dei forti contatti con l'estero, per cui abbiamo sia studenti che vengono da alcune parti, soprattutto dall'America Latina, dall'Argentina, dal Cile, dall'Uruguay, ma abbiamo il doppio titolo con l'Università di Blanquerna a Barcellona e questo non tanto così per mostrarlo in vetrina ma perché ormai 7 anni che con questo gruppo di professionisti e docenti dell'università stiamo avendo proprio degli scambi abbastanza consolidati, quindi più o meno l'impianto è quello. E ora vi proponiamo l'intervista a Davide Pinicarenzi, uno studente dello Stars che già si sta facendo notare sulla scena sia come attore che come regista. Andiamo insieme a conoscerlo. Davide, tu sei un attore di teatro, però hai appena scritto un'opera che ha debuttato ad agosto e ha avuto anche un gran successo, insomma, che come si intitola? Allora, questo spettacolo che non ho scritto per conto mio, ma assieme all'aiuto di un altro collega e di un giovane aspirante drammaturgo iscritto anche lui all'Università Cattolica. Il lavoro si chiama Qui, Questioni Infinite, liberamente, molto liberamente tratto dal libro di Beppe Fenoglio Una questione privata. Ha debuttato in occasione del festival Acque Terre diretto da Vittorio Pedrali il 29 agosto ed è uno spettacolo che sulla linea del libro di Beppe Fenoglio ha come argomento la guerra senza parlare di guerra. Ecco, perché è legato al festival Acque Terre?
La committenza è stata proprio del festival. Circa un anno fa, 10 mesi fa, il festival mi ha telefonato, mi ha chiesto di portare un mio progetto personale, facendomi scegliere fra una rosa di autori, e da lì, da questa committenza, è partito il grande iter. Progetti per il futuro? Una laurea, la mia laurea specialistica assolutamente, una tournée con il lavoro interiors preparato in Scozia e tanti progetti ancora nel cassetto che ancora non posso svelare perché ancora sono poco chiari a me per primo. Perché sei scaramantico? No, assolutamente no, però assolutamente proseguo questa che sento essere la mia strada. La formazione dello Stars ti ha aiutato molto nel tuo lavoro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono dell'idea che un maestro, e qua in Università Cattolica ne abbiamo anche conosciuti e incontrati tanti, un maestro però non sia tale se non ha l'allievo giusto. Dico questo per dire che sta comunque a noi cogliere, assorbire dalle persone che incontriamo. Non è automatico frequentare uno Stars e per forza di cose uscire attore o piuttosto che regista, ok, tutto sta alla singola persona, alla volontà, all'impegno, insomma. Oh my God, can't believe what I saw as I turned on the TV this evening. I was disgusted by all the injustice, all the injustice. Che cos'è per te il teatro? Quando reciti su un palco, che cosa provi? Questa è una delle domande più difficili e più cattive alle quali non andrebbe mai risposto, secondo me. Diciamo che non voglio essere egoista nella risposta, quindi spero che provino di più, non so cosa, chi assiste ai miei lavori. Quindi l'intenzione mia è sempre di lavorare per le persone che stanno a guardare. Il tuo impegno quindi è ripagato dall'applauso del pubblico? No, perché sono dell'idea che non ci sia più un pubblico abituato al teatro, c'è il pubblico che fino ai primi del Novecento, se non ti meritavi l'applauso, non ti dava l'applauso, se ti meritavi i fischi, ti dava i fischi. Al giorno d'oggi è un po' automatico l'applauso, quindi mi sembra poco sincero il più delle volte. Spero sempre di poter regalare, di poter donare qualcosa allo spettatore e sono solo contento se ci riesco e sono molto contento se lo spettacolo va avanti a parlargli nella sua mente o magari nel suo cuore a spettacolo finito, mentre se ne torna a casa.